tema qui vero è questi piani casa che hanno dato la possibilità a questi grandi centri commerciali di crescere come funghi stanno impoverendo i centri urbani, questa grande volontà anche del governo di portare avanti riforme istituzionali radicali, importanti, dà ai cittadini un senso di speranza e di fiducia in più. No, in Giostraco! Sa un'altra volta! In realtà noi abbiamo bisogno di ricostruire un'idea di coprogettazione e copianificazione insieme a chi si occupa di sociale, rendendovi protagonisti delle scelte e dei percorsi. Dobbiamo ricostruire insieme un patto sociale vero. I problemi che hai rilevato importanti qua in zona quali sono? L'imprenditore è questa frase: fateci lavorare. Se continuate a metterci, e anche la burocrazia regionale in questo non aiuta, i bastoni tra le ruote, noi iniziamo a delocalizzare, iniziamo a andarcene. Il lavoro dà dignità alle persone perché gli riconosce un valore, un'utilità vera per la società. Noi dobbiamo rimettere la dignità al centro della nostra azione politica e amministrativa. Cosa può fare oggi la Regione Veneto o la politica per aiutare appunto le famiglie, le donne, le lavoratrici che hanno orari di lavoro non più conciliabili con quello che è seguire l'educazione del figlio? Fare in modo che le tariffe dei servizi alle famiglie siano tariffe calmierate, agevolate. Io ho la determinazione di visitare tutto il Veneto, un'impresa che mai nella storia nessuna candidata alla presidenza di nessuna regione ha mai voluto intraprendere. I veri delusi della politica regionale attuale sono proprio quelli che hanno votato Luca Zaia, perché se io vi chiedo che cosa ha fatto Luca Zaia in questi 5 anni, vi assicuro che trovo raramente una o due risposte. La sanità veneta vede liste d'attesa mai conosciute prima d'ora, con una ricaduta molto pesante in termini di diritto alla salute, perché purtroppo alcune malattie non possono aspettare. La persona pulita che fa politica per aiutare il singolo e non per interesse personale. Questi sono i nostri valori. Sulla base di questi valori Ale è la nostra candidata. La Pedemontana, una infrastruttura che è stata calata dall'alto, che non è stata discussa o è stata discussa veramente parzialmente con i comuni. Se è colpa sua, no, se è colpa sua, no, se è colpa sua, allora anche il sindaco dice se è colpa sua, no, cosa serviamo allora noi? Perché il governatore del Veneto non chiude l'ufficio e se ne va a casa, visto che dice che lui non può fare niente perché è tutta colpa dello Stato?